Problematica, imprevedibile, nel senso che ci sono componenti tecniche sicuramente precise, nel senso che sappiamo di giocare contro una squadra di grande caratura, contro una squadra che ha espresso una delle pallacanestro di più alto livello e di migliore rendimento in questa stagione regolare, tanto è vero che al di là degli aspetti che conosciamo e che sono un po' alla ribalta di questi giorni, è una squadra che oggi sarebbe quinta in classifica e quindi sarebbe in assoluto fra le squadre migliori di questo girone, e quindi ci aspettiamo con grande certezza proprio il fatto che continueranno a fornire un rendimento pari a quello che è stato finora, con la professionalità e con la serietà che contraddistingue Marco Calvani e i suoi giocatori. Quindi la partita sul piano tecnico e tattico sarà una gara difficile. Chiaro che ci sono altre componenti, qualche reazione emotiva, nel senso che sicuramente non è una situazione normale per quanto riguarda tutto il resto, ma a quanto accade fuori dal campo non dobbiamo pensare. Dobbiamo pensare a una squadra che corre, una squadra che è una delle migliori difese del campionato dall'inizio di quest'anno, una squadra che tiene le mani addosso, che alza il ritmo difensivo, che impedisce agli avversari di sviluppare quelle che sono quelli che sono i concetti principali del sistema di gioco, quindi dovremmo avere una intensità e un'attenzione. All'andata onestamente fu una partita molto particolare, in generale per noi eravamo senza Zilli, eravamo senza Marco, si fece male Cannon, giocò con 39 di febbre Pepe, fu una giornata proprio fu il nostro periodo più complesso. Oggi ci aspettiamo, essendo al completo, di poter lavorare diversamente. È chiaro che dovremmo impedire loro facili conclusioni da 3 punti, ma nello stesso tempo stimolare molto i nostri lunghi a essere pronti per tenere i primi 2 scivolamenti esplosivi, perché sicuramente ci attaccheranno in questo modo. Il loro dinamismo, la loro grande capacità di aprire completamente l'area a situazioni di questo tipo, speriamo poi di controbatterlo dalla parte opposta, cercando ovviamente soluzioni più interne, soluzioni che ci portino a sfruttare magari altre caratteristiche dei nostri lunghi rispetto ai loro.